Buongiorno dal TG1, un messaggio del presidente Mattarella in occasione della giornata mondiale dell'ambiente, quest'anno ancora più ricca di significato dopo l'emergenza Covid e in vista delle strategie per la ripartenza. Le recenti drammatiche vicende che toccano tutto il pianeta, sottolinea il Capo dello Stato, ci impongono di prendere atto dell'equilibrio imprescindibile tra natura e sopravvivenza. Servono, aggiunge, cultura scientifica e politiche lungimiranti. Nadia Zikowski. C'è un legame imprescindibile tra la sopravvivenza e la natura. La riflessione di Mattarella nella giornata mondiale dedicata all'ambiente prende le mosse da quello che il Capo dello Stato aveva definito l'incubo globale della pandemia, che oggi ci impone, scrive in un messaggio, di prendere atto di quanto la nostra vita dipenda profondamente dall'equilibrio dell'ecosistema, sempre meno capace di sostenere i cambiamenti. I modelli di produzione e di consumo hanno ridotto la capacità di protezione del suolo, del controllo del clima e, come abbiamo avuto modo di verificare nell'esperienza della pandemia, anche quella di contenere gli effetti degli agenti patogeni. Abbiamo bisogno della scienza e della ricerca, insiste Mattarella anche in questa giornata dell'ambiente. Impoverire la biodiversità ci sottrae una ricchezza che per le nostre società è fonte di equilibrio del sistema, di conoscenza scientifica e non da ultimo di resilienza. Ma servono politiche lungimiranti, il Capo dello Stato lo ripete ancora, per una prosperità sostenibile. Lo aveva detto anche nel discorso di fine anno. Le scelte ambientali sono opportunità di sviluppo, creazione di posti di lavoro, connessione tra ricerca e industria e soprattutto non tollerano rinvii e questo i giovani lo hanno capito.